Sindaco, al via la 37esima edizione della Sagra della Pesca di Bivona IGP. È un momento particolare per tutta l'economia di Bivona e del comprensorio? Assolutamente sì, è un momento importante, noi ogni anno lo aspettiamo con grande trepidazione, quest'anno abbiamo avuto anche un contributo importante da parte della Regione, quindi abbiamo fatto un programma e un calendario ricco di tanti eventi, sia oggi sabato ma soprattutto domenica. Ci saranno tante degustazioni fatte dall'Istituto Alberghiero, il Salone del Gusto fatto dal Magasè e molte degustazioni anche gratuite di pesche col vino e con altro. Tanti sono gli spettacoli folcloristici, cabaret e anche artisti di caratura nazionale che chiuderanno poi la manifestazione domenica sera. E devo dire sono contento perché quest'anno era partito con grandi difficoltà per quanto riguarda l'agricoltura, in un momento difficile per la Sicilia, per la provincia di Agrigento, dove c'è una grande siccità che sta creando veramente tantissimi problemi, specialmente nella nostra provincia. Fortunatamente grazie anche alle pressioni che abbiamo fatto con i produttori, con i sindaci, siamo riusciti, grazie anche alla Regione che in un primo momento ci è venuto poi incontro e ora stiamo cercando di attivare un'altra autorizzazione al prelevo dell'acqua sulla diga Castello per completare quella che è la produzione, e questa è la battaglia che stiamo facendo con i sindaci, ripeto, in un momento difficile, però in questi 2 giorni noi ci dobbiamo godere questi bei momenti e soprattutto abbiamo la voglia di far degustare la nostra eccellenza, la prelibata pesca IGP di Bivona in tanti modi diversi, e invito tutti a venire a Bivona. Domani è la giornata di domenica, che è la giornata più ricca di manifestazioni, quindi sicuramente potranno apprezzare la pesca in tantissimi modi. Ecco, una pesca particolare per le sue qualità organolettiche, considerando che è anche IGP. Assolutamente sì, noi abbiamo avuto il marchio GP proprio per questo, perché ha delle proprietà organolettiche ben precise, non esiste al mondo un'altra pesca che abbia il profumo, la consistenza come la nostra pesca. Sono diverse le varietà che si fanno nel corso dei mesi tra giugno e fine settembre. Devo dire che ogni varietà della pesca IGP e della pesca Bivona IGP ha una particolarità diciamo, migliore delle altre. Un mercato internazionale oltre che nazionale che si espande anno dopo anno? Assolutamente sì, ormai da diversi anni la pesca Bivona IGP entra nella grande distribuzione e quindi c'è anche un riscontro in termini anche di prezzo rispetto a prima. E questo diciamo, è una cosa positiva per quanto riguarda i nostri agricoltori. Oggi abbiamo con noi il sindaco di Riva dei Ge, che è paese gemellato con la nostra Unione dei Comuni, e abbiamo il piacere di averlo ospite in queste giornate di Sagra assieme agli altri sindaci. C'è un bel rapporto diciamo, tra le comunità, tra le istituzioni, e speriamo di avviare anche dei rapporti interessanti dal punto di vista commerciale. Ecco, il comparto agricolo è importante anche verso i giovani, che tipo di risposta c'è qui a Bivona? Allora, le ultime 2 edizioni della Sagra della Pesca sono proprio state intitolate Il futuro della tradizione, ed è questo l'auspicio che abbiamo, quello di trasmettere il grande lavoro che hanno fatto i nostri nonni, i nostri padri ai nostri figli, perché questa eccellenza non si può perdere. Tanti giovani si avvicinano sempre più a questa coltivazione della pesca e di questo io ne sono felice. Sindaco, il prelievo di 800.000 metri cubi di acqua per irrigare gli aranceti e le pesche di Bivona è stata l'ultima decisione presa alla cabina di regia, no? Assolutamente sì, noi
veramente ci aspettavamo che da parte del Castello invece di 400.000 metri cubi arrivassero un'autorizzazione di 800.000 o 1 milione, perché ci sono le condizioni sia per mettere in sicurezza l'acqua dell'uso domestico, del potabile per quanto riguarda i fabbisogni dei comuni che sono sotto AICA, sia per quanto riguarda le irrigazioni, perché se non si fanno le irrigazioni immediate entro il mese d'agosto si perderanno parte della produzione sia degli agrumeti che delle pesche. Ecco, come trova Bivona questo gemellaggio con questo frutto prelibato che sono appunto le pesche? La ville de Rive de Gier è très heureuse d'être jumelée avec la ville. È tanto felice di essere invitato del sindaco di Bivona, Milko, e la città di Rive di Gier è gemellata con Bivona e con tutti i 5 comuni che sono San Biagio, Cenciana, Alessandria e Santo Stefano Cusquino. Un suo commento sulla pesca, le piace, l'ha assaggiata, è buona, l'ha bevuta col vino? J'ai goûté la pêche de Bivona. L'ha assaggiato quando è arrivata a Bivona, la prima cosa che ha fatto è assaggiare la pesca di Bivona e la trova gustosa, la trova con la pulpa bella ferma e pensa che se la deve portare in Francia un po' di pesche. Ecco, che ricordo salverà di Bivona verso anche i suoi concittadini? Je vais ramener de très beaux souvenirs de Bivonne parce qu'ici on est. La prima cosa che farà quando arriverà in Francia dirà a tutti i cittadini di Rive di Gier che la Sicilia è bella e che possono venire tutti a venire a gustare la pesca di Bivona e passare le ferie in Sicilia. Grazie. È un grande piacere, do il benvenuto pure a voi a questa 37esima sagra della pesca. Questo evento celebra le nostre tradizioni culinarie e culturali e valorizza i nostri prodotti tipici come la famosa pesca. Io ringrazio tutta la comunità, ringrazio le istituzioni e ringrazio pure le associazioni locali per l'impegno e la dedizione che hanno avuto nell'organizzare questa festa. Inoltre invito tutti a partecipare e a scoprire i nostri sapori e a vivere insieme questi momenti di festa. Auguro a tutti una buona sagra di gioia e di convivialità. Al banco degustazione della 37esima pesca di Bivona oggi si sta gustando cosa? La pesca col vino. E ci stiamo occupando appunto di far degustare il prodotto con vino rosso, vino bianco oppure anche senza vino, quindi con acqua e limone semplicemente. Che gradimento sta riscuotendo? È abbastanza, il vino oltretutto è locale, è bivonese, quindi anche lì è un prodotto insomma, di Bivona stesso, quindi sarà sicuramente apprezzato anche questo, un valore aggiunto. Quindi senza nessuna aggiunta, solo vino e pesca? Esatto, sì, solo vino e pesca, così si può degustare in maniera naturalissima. Questa sera siamo qua alla 37esima sagra della pesca a Bivona. Stiamo preparando una sangria di vino bianco con delle pesche, risotto con gambero rosa di sciacca e pesca e per concludere una panna cotta con gelatina alle pesche. Quindi la pesca viene valorizzata al massimo anche con altre pietanze, immagino? Sì, effettivamente la pesca questa sera e domani è la regina proprio della festa, quindi valorizzazione al massimo. Una ricetta particolare? La ricetta che abbiamo preparato qua oggi abbiamo voluto valorizzare anche il gambero rosa di sciacca, visto che anche cittadina diciamo limitrofa, valorizziamo anche i territori della zona. Lei è un produttore, ecco, ci parli di questa sua esperienza e dell'attività relativa appunto alla pesca di Bivona? Sì, allora io sono Paolo Parlapiano, la nostra azienda è la Parlapiano Sicilia. Noi commercializziamo la pesca a Bivona IGP presso i maggiori gruppi dei supermercati a livello nazionale. Per noi la pesca a Bivona IGP rappresenta veramente un morso di storia, è la storia di Parlapiano. La nostra azienda è presente da diverse generazioni nel settore dell'ortofrutta. Io ricordo che già da bambino mio papà gestiva uno stand
presso il mercato ortofrutticolo di Ribera, limitrofo a Bivona, e già si vendeva tanto di questo prodotto, soprattutto a livello regionale, quindi venivano dei commercianti locali ad acquistare il prodotto. Oggi il mercato si è evoluto, l'azienda è specializzata nella fornitura dei gruppi più noti dei supermercati italiani. Abbiamo inserito questo prestigioso frutto, la pesca Bivona IGP, presso il reparto ortofrutta, quindi delle maggiori catene a livello nazionale. Abbiamo riscosso tanto successo anche perché è veramente un prodotto unico, dalle caratteristiche organolettiche uniche al mondo. Contraddistingue questa pesca la dolcezza, ma soprattutto il profumo inebriante e persistente, che è diverso da qualsiasi altra pesca concorrente, da qualsiasi altra pesca che si produca in altre reali di produzione.